Buongiorno a tutti e benvenuti a Io Compro Siciliano Live, la nostra prima puntata della settimana, quella del lunedì. Oggi che giorno è? Un attimo, siamo al 17 maggio, perfetto. Buon lunedì a tutti, bentornati e siamo pronti per affrontare una nuova puntata e una nuova settimana insieme con Io Compro Siciliano Live. Vi ricordo anche il www.iocomprosiciliano.com, il nostro più grande marketplace tutto made in Sicily, e a questo punto io do il benvenuto all'ospite di oggi, che è Giuseppe Pistone dell'azienda Fratelli Pistone, Belpasso in provincia di Catania. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a te Cristina, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Per me sembra una grande gioia, un grande onore essere vostro ospite. E anche per noi Giuseppe. Allora, iniziamo a parlare di questa azienda che si trova a Belpasso in provincia di Catania. Raccontami un po', per qualche minuto, come è nata questa azienda. Certo, con grande piacere. L'azienda è nata 20 anni fa. 20 anni fa è nata ma sotto forma di un laboratorio artigianale. Noi da parte di mamma siamo di estrazione contadina, quindi abbiamo ancora oggi diverse aziende agricole, agrumicole. E allora con mio fratello abbiamo detto, ma perché non facciamo qualcosa legata all'agrumicoltura? E pensando, perché mentre da parte di papà siamo di origine commerciale, perché mio papà e mio nonno hanno sempre lavorato con le aziende di liquori, ci siamo accorti che la parte agrumaria, l'infuso d'arancia, che è gli oli essenziali, venivano utilizzati nel campo liquoriero, nel campo della distilleria, comunque nel campo degli alcolici in larga scala. Allora abbiamo pensato, perché non facciamo qualcosa anche noi, visto e considerato che di materia prima ne abbiamo a non finire. E devo dire, mio fratello ha dedicato, perché mentre io, diciamo, faccio l'imprenditore e mi occupo di tante altre, mi occupavo, perché oggi mi occupo a tempo pieno di questa azienda, però mio fratello ha voluto dedicare la sua vita a questa, all'inizio missione, perché comunque lui faceva integrazione di filiera, andava a raccogliere gli agrumi, li pelava, li metteva in infusione nella maniera più tradizionale possibile, come facciamo noi a casa, solo Certo. però che diciamo i nostri infusori erano allora di 100 litri, 200 litri, quindi iniziavamo a fare una lavorazione artigianale sbarra industriale. Ci siamo accorti però che questo tipo di lavorazione, anziché, cioè aveva come destinazione finale la creazione di liquori, ma ci siamo anche accorti che ci veniva richiesta da grosse aziende liquoriere nazionali perché avevano la necessità di usare come base un infuso di agrumi certificato siciliano, e visto che noi facevamo integrazione di filiera, meglio di noi non c'era nessuno, e questo ci ha anche permesso di entrare nel campo industriale degli alcolici, quindi capire tutte quelle alchimie che c'erano dietro. Perché, ti faccio un esempio Cristina, noi Vai. all'inizio facevamo il liquore nella maniera più tradizionale possibile, mettevi le bucce in infusione, li facevi Sì. stare 2 giorni, 3 giorni, però dopo c'erano tutta una serie di problemi che magari per quanto li potevi calcolare prima non riuscivi mai a gestirli appieno. Che ne so, si faceva la corona di olio essenziale, perché noi l'olio essenziale lo estraevamo per decantazione, ma una parte rimaneva sempre, così come Certo. non riuscivamo mai a gestire la torbidità e tutto questo. Entrando, diciamo, nel settore industriale, quindi avendo la conoscenza anche di lavorazioni fatte ad hoc per l'industria liquoriera, ci siamo accorti che per fare il limoncello non bastava l'infuso, ma ci voleva una pasta di bucce messa dentro che si creava tutta una composizione particolare. Così come con l'arancio, c'era tutta una lavorazione un po' più lunga, quindi abbiamo iniziato anche a scoprire l'arte del liquore di alta qualità. Abbiamo Ok. iniziato a fare tante sperimentazioni e abbiamo iniziato a creare, per esempio, tra i primi siamo stati a creare l'amaro all'arancia, un prodotto che adesso sia a marchio nostro che a marchio di terzi ha avuto tantissimi Sì. riconoscimenti, beh, lo conoscono tutti. Io immagino che oggi ogni siciliano, ma anche in Italia, c'è una bottiglia di amaro all'arancia, che sia nostro, che sia di un'altra marca, comunque siciliano, dove noi ci sentiamo precursori Certo. di questo nuovo formato. E poi da là più avanti abbiamo iniziato a lavorare anche con le erbe, abbiamo iniziato a lavorare con gli amari, cioè abbiamo fatto di una piccola attività un'attività industriale abbastanza importante. Diciamo che è avvenuta una bella trasformazione a livello aziendale, no? Quindi.
Guarda Cristina, assolutamente sì, ma non solo, ma ci siamo accorti che anche il mercato siciliano oggi è pronto, ma non solo il mercato siciliano, il mercato nazionale, che fino a qualche anno fa vedeva il liquore siciliano, cioè a parte le grandi aziende, a parte, tanto per citando, non ha bisogno di pubblicità, Averno o qualcun altro, però per il resto eravamo considerati come produttori di rosoli, cioè i prodotti per i bazar enogastronomici nei posti turistici. Da un 10 anni Esatto. a questa parte, grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto, tu inizi a vedere i nostri prodotti nei migliori ristoranti, nei wine bar, nei cocktail bar, quindi significa che comunque di passi ne abbiamo fatto. E la cosa più bella è che tutto quello che noi stiamo realizzando lo realizziamo andando a soddisfare anche un'esigenza edonistica, perché il liquore diciamo, non è come magari altri alimenti che ti soddisfano esigenze salutistiche, c'è chi lo vuole senza glutine. Il liquore, vero, è un prodotto che tu lo bevi perché ti piace berlo, quindi non vai a Certo. guardare l'aspetto salutistico, anche perché diciamo, cioè, ce n'è poco di aspetto salutistico, cioè nel senso il liquore lo bevi, ti piace, Per e piacere lo bevi. hai piacere di gustarlo, ecco, non lo bevi perché ti fa dimagrire, E diciamolo. neanche, e neanche per necessità, ma proprio per piacere, perché Assolutamente. soddisfa il palato sicuramente ci Sì, sta. sì, sì, sì. Noi abbiamo, Giuseppe, una serie di prodotti da scoprire dell'azienda Fratelli Pistone, perché avete una miriade di prodotti che tra poco appunto noi conosceremo, ma io so che c'è un gin abbastanza particolare, perché c'è una novità che riguarda proprio il vostro gin. Lo anticiperei il nostro argomento proprio con un video. Guardiamolo. Ok. Allora, c'è stata un'evoluzione all'interno della vostra azienda nel corso degli anni, ma c'è stata un'evoluzione importantissima che riguarda proprio uno dei prodotti di punta, che è il gin. Assolutamente sì, il gin ionico è stato per noi la nostra più grande scommessa. Diciamo che noi abbiamo contribuito a far nascere il gin siciliano con un metodo partendo da un distillato, quindi partendo dal distillato base e poi andando a mettere dentro tutte le botaniche nostre. E con ionico diciamo che abbiamo quasi coronato un sogno con mio fratello, perché volevamo dare a chi, al consumatore, il piacere di sentire la nostra Sicilia, ma anche il mare della nostra Sicilia. Allora, tieni conto che noi utilizziamo l'acqua dell'Etna perché prendiamo l'acqua dell'acquedotto, quindi ci troviamo a Belpasso, quindi tu tra Certo. l'altro da buona catanese sai che siamo ai piedi della montagna, Sì. quindi la microfiltriamo per un'esigenza tecnica e chimica e poi mettiamo dentro tutte le componenti, diciamo, che creano il gin. E soprattutto non possono mancare le componenti agrumicole e noi mettiamo dentro arancio, mettiamo dentro fiori di zagara, quindi tutte quelle componenti che appartengono alla nostra nascita, alla nostra tradizione e alla nostra evoluzione come azienda. E per finire abbiamo voluto dare anche una sensazione particolare, perché quando creiamo la massa e poi dobbiamo ridurre il grado alcolico, abbiamo deciso di mettere una soluzione idrosalina, dove c'è dentro il sale del nostro mare. In questo modo, in qualsiasi parte del mondo tu bevi gin ionico, hai quell'esperienza, hai quella sensazione di bere un mare distillato di Sicilia. Questa me la sono coniata ora, non lo Hai so adesso. un poeta. Sì, sì, ma Bravo. perché ti dà la sensazione sapida nelle labbra, no? Che ti ricorda il nostro mare e poi è tutta un'esplosione di aromi, di profumi, di gusto, dal ginepro, che comunque sono le note classiche del gin, alla sensazione dei profumi della zagara, che è un profumo fortissimo che ti dà in bocca anche un'aromaticità particolare, all'arancio, che comunque è il nostro, diciamo, è il nostro cavallo di battaglia che non può mancare. E devo dire, all'inizio con mio fratello eravamo quasi indecisi perché il nostro gin si mette nella categoria dei gin aromatici, quindi significa un gin che ha una complessità aromatica abbastanza evidente
E per esempio i puristi del gin, chi è abituato a bere il London Dry, magari vede un prodotto del genere che è un'esplosione di profumo e di gusto, non a tutti piace, però oggi siamo sbalorditi dall'accoglienza che ha il nostro gin, ma guarda, è un'accoglienza trasversale, dal grande barman che gli piace lavorarlo in un modo diverso da come lavora gli altri gin, al Certo. normale consumatore di gin che col nostro prodotto ha un approccio completamente diverso. Quindi siamo soddisfatti sia da un punto di vista industriale per come l'abbiamo creato, ma anche da un punto di vista commerciale per i risultati che stiamo avendo. Mi fa veramente molto piacere, sono molto curiosa di assaggiarlo questo gin, che non è un gin come tutti gli altri, un gin che sa di Sì. Sicilia perché ha proprio i sapori della Sicilia, compresa la nostra acqua di mare, di questo siamo veramente fieri, no? Dunque, ricordiamo che il gin ionico lo potete trovare all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, e a proposito di questo 15 secondi di spot. Ovviamente vi consigliamo sempre di visitare il più grande marketplace Made in Sicily, ci sono un sacco di prodotti tutti siciliani di cui siamo veramente orgogliosi, e oggi ci stiamo occupando dell'azienda Fratelli Pistone di Belpasso in provincia di Catania. Ma vi avevo detto che comunque ci sono veramente tantissimi prodotti da conoscere, no? Io so, Giuseppe, che veramente c'è una miriade di cose, viene già l'acquolina in bocca perché a quest'ora, a mezzogiorno e 12, è ancora ora di pranzo, ancora si deve pranzare, però, devo dire che io li assaggerei anche volentieri. Carrellata di quelli che sono tutti i prodotti dell'azienda Fratelli Pistone. Forse ho parlato da sola. No, no, Ah, io ok. ti ascolto. Forse me lo Ah, fa. no, no, Ah, carrellata scusami, sì, sì. pensavo che stesse uscendo un altro video. Perdonami, Cristina. Se No, non sta- preoccuparti. No, no, perdonami, perdonami. Arriverà tra poco. Assolutamente, noi abbiamo tantissima esperienza con, oltre con gli agrumi siciliani, anche con un'altra tipologia di prodotto, ma tutto prettamente siciliano. Anzi, perdonami, voglio fare una parentesi perché in effetti Io Compro Siciliano è una bellissima vetrina che voi avete messo a disposizione di tutti noi produttori, e sapere che oggi magari ci guardano da diverse parti d'Italia, se non del mondo, e quindi riescono a scoprire come aziende come la mia, che comunque sono aziende piccole, quindi non è che riusciamo a livello di comunicazione ad arrivare nei media, però abbiamo la possibilità tramite Io Compro Siciliano di essere visti un po' dappertutto. Quindi detto questo, che mi sembrava come minimo doveroso farlo, sì, i nostri prodotti sono abbastanza, abbracciano diciamo la Sicilia a 360 gradi, tenendo conto che i nostri prodotti basici sono i liquori monofragranza, quelli che noi chiamiamo rosoli, e là già abbiamo una carrellata abbastanza ampia, da tutta la varietà degli agrumi, arancio, mandarino, limone. Prima ne avevamo diversi, perché noi nell'azienda agricola abbiamo pure pompelmo, abbiamo pure altre cose, e ci Che stiamo meraviglia. lavorando su altre fragranze. Però molte volte purtroppo, non avendo degli sbocchi commerciali importanti, magari preferisci non iniziare una produzione perché rischi poi che rimanga ferma in magazzino. Poi Certo. abbiamo tutta una linea di amari che stiamo facendo in un modo, e non solo utilizzando gli agrumi. Per esempio abbiamo fatto un amaro molto selettivo che è a base di olio essenziale di eucaliptolo, quindi un amaro balsamico, cioè tipo mi viene da dire, a dirlo, ha l'effetto Vicks nello stomaco, no? Bello! Ti rende la bocca, dopo che hai fatto un pranzo luculiano, proprio ti senti la bocca come se avessi fatto, come se ti fossi lavato i denti. E poi i classici Bellissimo. amari all'arancia, al limone, adesso stiamo sperimentando il chinotto, andando a fare pure un amaro con un agrume che era quasi scomparso in Sicilia, ma che si presenta solo in pochi tratti della riviera ionica e tirrenica. E poi andiamo avanti, noi facciamo dei prodotti un po' più particolari. Diciamo che da parte nostra c'è sempre un'attenzione molto, molto particolare ai prodotti della nostra terra. Anzi, a proposito di questo, Cristina, mi interessava pure parlare di un aspetto importante, come Vai. noi, perché noi siamo partiti da laboratorio
diciamo che facevamo pure la trasformazione agricola. Quando poi però inizia a superare le 100.000 bottiglie, purtroppo la trasformazione agricola presuppone tutta una serie di accorgimenti all'interno dell'azienda, come certo, depuratore ed altro ancora, che non sempre riesce a fare. E allora che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo chiuso degli accordi con delle importanti aziende agrumarie siciliane, laddove magari la buccia è un sottoprodotto e quindi ti vanno a fare il prodotto rinfuso direttamente per te, secondo le nostre indicazioni. Questa collaborazione l'anno scorso è sfociata in una partecipazione in una delle più grosse e importanti aziende agrumicole siciliane, non so se posso fare il nome, ma è un'azienda palermitana, Agrumaria Corleone, con cui abbiamo creato una nuova società per solo ed esclusivamente alla trasformazione agricola, per creare basi sia di distillati che di infusi o di aromi tutti naturali, sia per noi come azienda Fratelli Pistone, ma anche certo. metterla a disposizione di tutte le aziende, sia delle bevande che dei liquori. Tenendo conto che anche la nostra azienda come Fratelli Pistone è a disposizione di tante aziende, perché da noi sono nati molti marchi che oggi sono importanti nel campo della liquoristica, che abbiamo aperto le porte, diciamo, ad altri imprenditori, assieme a loro abbiamo fatto sperimentazione e oggi molti di loro hanno dei marchi importanti sia a livello nazionale che internazionale. E sai, anche questo per noi significa fare rete, fare partnership, quindi aiutare Certo. altri imprenditori che magari sono bravi in altri campi a mettersi nel campo della liquoristica. E tutto questo lo facciamo con grande amore, con grande passione. E fate veramente bene, non c'è concorrenza, diciamo, aiutate anche gli altri, no? Giuseppe, Beh, sì. allora la concorrenza c'è, è inutile dirlo, a Cioè, volte magari capita, o io o qualcuno del commerciale che se va in un posto, sai, io ho l'amaro all'arancia, no, ti do il mio che beh. è più buono e costa meno. Però fondamentalmente noi la concorrenza ce la facciamo in casa, cioè nel Ecco, senso in Sicilia, ok, tanto i distributori, i clienti sono sempre quelli, sì, però attenzione, una collaborazione tutti insieme che porta al miglioramento della qualità ci permette di entrare in ambiti, in mercati internazionali, dove parlare di concorrenza, bravo. parliamo di un mercato così talmente ampio e vasto, dove noi come produttori siciliani, come market share, saremo allo 0,000, quindi abbiamo un mercato così talmente ampio da conquistare che non mi sento di parlare di concorrenza, ma anzi al contrario, mi sento di dire Collaborazione. che la collaborazione potrebbe portare questo zero periodico a ridursi sempre di più, per ognuno di Bravo. noi. Ci piace Grazie. molto, Giuseppe. Allora, abbiamo parlato di tutti questi prodotti, di creme, di rosoli, di amari. Vediamo un po' una carrellata proprio attraverso questo video. Ok, grazie. Oggi quelli che secondo me sono i prodotti assolutamente più interessanti della distilleria dei Fratelli Pistone. Iniziamo dall'amaro alle erbe, il maliquo, ve lo presento, eccolo qui. Continuiamo con un gin al sale marino e ginepro, lo ionico. E infine, non per importanza, un buonissimo liquore al cioccolato di Modica, il Murica. E che dire, niente, resta solo da assaggiare, alla salute! Alla vostra salute, visto che noi non assaggiamo niente, devo dire. Quindi tutti i prodotti siciliani, quindi la Sicilia che va avanti anche grazie a voi. Siamo in chiusura. Io tra l'altro volevo anche salutare, non so se abbiamo dei messaggi veloci, qualcuno da salutare, in ogni caso vabbè, Nicolò sicuramente ce li passerà, oppure salutiamo tutti anche perché allora abbiamo Marzia che scrive: buongiorno Cristina, un saluto speciale al nostro ospite. Grazie. Buongiorno Maurizio, buongiorno amici di Io Compro Siciliano. Ciao Maurizio Tumminia. Tino Puleri, buon inizio settimana anche a te. Tito, scusa, anche a te buon inizio settimana e salutiamo anche tutti gli altri fedeli al nostro portale, fedeli a Io Compro Siciliano Live, quelli che non perdono, diciamo, neanche una puntata. Tu devi sapere che comunque all'interno del nostro gruppo abbiamo oltre 200.000 membri all'interno del gruppo di Io Compro Siciliano. Siamo arrivati credo a 230.000, adesso non so se Nicolò mi può dare i numeri esatti, ma non credo. Però abbiamo quindi insomma un sacco di gente che sicuramente vedrà anche questa nostra piacevole intervista, Giuseppe. Io ti ringrazio veramente per essere stato con me. Se vuoi dire qualcos'altro, puoi anche, insomma, dirmi ciò che vuoi. Grazie Cristina, sì. Io non posso che far altro che ringraziarvi sempre. Grazie sia per avermi invitato, ma soprattutto grazie per il grande lavoro che voi fate a favore della nostra terra.
Grazie Noi siamo ancora. sempre a favore delle eccellenze siciliane, portiamo avanti la Sicilia, lo dico sempre, arrivano gli aggiornamenti da parte del nostro regista, oltre 270.000 membri che appartengono al Ottimo. gruppo di Io Compro Siciliano. Fratelli Pistone, allora dove vi possiamo trovare? Ovviamente sul nostro portale www.iocomprosiciliano.com, nel nostro marketplace, e a Belpasso Beh, a Belpasso abbiamo c'è l'azienda, l'industria, ok. sì. Beh, diciamo che noi abbiamo una linea di prodotti a marchio della Rocca che si trovano anche nei supermercati, e poi il gin lo si trova solo in ambienti, diciamo, cocktail bar o comunque enoteche, prodotti, diciamo, di una fascia completamente diversa. E poi nelle migliori enoteche, magari migliori, diciamo, sono migliori perché ci comprano, anche chi non ci compra sono nelle buone enoteche. È un modo di dire che in effetti non racchiude, diciamo, tutti i clienti. Però dai, avremo qualche migliaio di clienti in Sicilia e ce l'abbiamo, quindi Ma non sarà sicuramente. difficile trovarci, o comunque se ci contattano a info@fratellipistone.com saremo ben lieti di dare alcune indicazioni in più. Va bene, grazie Giuseppe Pistone allora per essere stato con noi, in bocca al lupo sempre per tutto, noi ci ritroviamo alla prossima ovviamente quando realizzerete un altro prodotto di quelli vostri, introvabili devo dire, anche non introvabili, si trovano, però uno dei vostri prodotti che Preziosi. uscirete dal vostro cilindro magico. Ok, Buon lavoro, grazie. grazie Cristina, Ciao buona giornata e Giuseppe. buon lavoro a tutti voi. Grazie a te. Quindi ringraziamo Fratelli Pistone. Io sono arrivata al termine anche oggi in questa nostra prima puntata della settimana. Ci ritroviamo domani a partire da mezzogiorno con un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live. Saluto Nicolò in regia, Marzi e Sonia in redazione. Un bacio e a domani. Ciao.